E invece la famiglia allargata, che è una parola che ti piace o no? Il concetto di famiglia allargata? È un concetto, non è un concetto per me, cioè è la realtà delle cose. Cioè, la mia è una famiglia allargata, nel senso che io, Ambra, Yolanda e Leonardo non smetteremo mai di essere una famiglia. Nella famiglia si sono comunque, certi meccanismi sono cambiati. Io credo che la cosa più giusta, la cosa migliore e anche la cosa più bella e anche in qualche modo rispettosa dell'amore che deve circolare in una famiglia sia proprio il rispetto, no, dei ruoli e di quella che è la felicità dell'altro. E quindi nel momento in cui i figli vedono che i genitori sono sereni, magari anche felici a tratti, e soprattutto che si vogliono bene, che si rispettano e che hanno una visione comune di quella che è la famiglia, la loro famiglia, perché, ripeto, non si smette mai di essere famiglia quando hai dei figli. Nel momento in cui questo succede, hai fatto un buon lavoro anche per loro. È stato difficile arrivare a questo punto oppure è stato molto naturale? No, non è stato naturale, sarei ipocrita a dirti che all'inizio non ci sono stati degli attriti, non ci sono state perché è giusto che sia così. Quando finisce una storia d'amore, una grande storia d'amore che poi ha portato due splendidi gioielli come i figli, o comunque che ha portato dei figli, quando finisce una cosa così è sempre una sconfitta, la vivi sempre come con dolore e anche come proprio una... è frustrante perché la vedi come ho sbagliato, dove ho sbagliato, perché ho sbagliato, almeno quello che fanno le persone con una coscienza, se no dai subito la colpa all'altro, dice colpa tua, appunto, e basta. Quando finisce questo momento, devi ricostruire qualcosa di nuovo e quel qualcosa di nuovo può darti le stesse soddisfazioni perché toglie di mezzo tutto quello che è la passione, il fuoco, quella cosa lì. E diventa qualcosa d'altro e può servire, secondo me, ancora di più alla crescita dei figli, nonostante il primo momento sia sempre molto difficile perché da genitore hai subito un senso di colpa gigantesco. E forse la cosa più pericolosa è proprio quel senso di colpa, che ti porta spesso ad assecondare magari atteggiamenti dei tuoi figli che altrimenti non avresti assecondato, non avresti accettato, e ti porta anche a scendere un po' a compromessi con questo tuo senso di colpa, no? Quindi a lasciar passare magari delle cose. Insomma, è veramente un casino. È passato il senso di colpa o c'è ancora? È passato nel momento in cui vedo che i miei figli sono sereni. E li vedi Vedo che mia sereni? figlia è contenta, vedo che viene volentieri, passa dalla mamma, dal papà in maniera naturale, sempre, come dire, con piacere, senza nessun tipo di forzatura. Quindi sì, il senso di colpa è passato, anche se a volte mi metto nei panni di mio padre e dico se mio figlio, se io avessi parlato a mio padre come mio figlio parla con me, probabilmente mi avrebbe, come dire, chiuso in casa. Però sono passati veramente tanti anni e questa è una generazione, al di là di quello che ha sofferto in questi 2 anni assurdi di pandemia e di lockdown, è una generazione che comunque è totalmente diversa da quella che poteva essere la mia, quindi anche gli strumenti che ho io come padre sono diversi da quella che ha avuto mio padre, quindi veramente non credo che si possa fare un paragone. Cominciavo malissimo. Ma guarda che vedere i bambini piccolini così non puoi capire. Ho appena portato il motorino di Leo, l'ultima volta che ci siamo visti ti ricordi che dovevo comprarglielo, alla fine gliel'ho comprato. E la cosa assurda è che quando adesso va a rugby, ci va da solo in motorino, capisco tantissimo mio padre. Capisco quando mi diceva mettiti il giubbino che fa freddo la mattina quando va a scuola e mettiti i guanti, ma come fai? E mi fa un po' sorridere e anche mi commuove, no? Perché alla fine siamo quello che i nostri genitori sono stati per noi, alla fine diventiamo quella cosa lì. E questa cosa
mi fa ridere quando poi mi confronto con lui, perché mi sento quasi a disagio, perché mi rendo conto, perché so esattamente quello che lui in quel momento sta pensando. Cioè quando mio papà mi diceva mettiti la giacca che fa freddo. E io dicevo, palle papà, che hai freddo tu che sei vecchio, io non ho freddo, cioè sono immortale, a quell'età lì sei immortale. Però il genitore invece sa che non è così e quindi si preoccupa, quindi ritardi di 10 minuti. Adesso grazie al cielo abbiamo i telefonini, quindi abbiamo sempre modo di tenerli controllati, anche se si cerca di fare, almeno io cerco di farlo il meno possibile. Anche perché Yolanda a breve diventerà maggiorenne. E Yolanda dice... Sì, Yolanda a febbraio diventa maggiorenne, quindi avrò perso anche quel briciolo di autorità che avevo. No, però Yolanda, la fortuna che siamo riusciti a fare due figli meravigliosi, nonostante noi, io e la mamma. Oddio, ma perché No, è vero, dici così? qualcuno ha detto, credo che i figli crescono nonostante i genitori, no? Vengono su bene nonostante i genitori. Sì, perché alla fine nessuno sa come si fa, come si dice, non nasci imparato ed è il mestiere più difficile del mondo. E tu hai fatto degli errori, secondo te? Hai fatto degli errori tu che non rifaresti con loro? Sì, tutti facciamo degli errori. Io spesso, anche adesso, do per scontato il fatto che siano già per me degli adulti, quindi delle persone formate, che abbiano una forma mentale per la quale anche una certa ironia la possano cogliere. E invece su questo Ambra è molto più brava di me, dice non puoi dire quella cosa, perché tu per te, io lo so che lo dici, è un cinismo che butti fuori per esorcizzare qualcos'altro, ma non è detto che, soprattutto Leo, che è un po' più piccolo, che ha 15 anni e mezzo, abbia gli strumenti poi per capire quello che stai veramente, quello che vuoi veramente dirgli. Quindi è difficile.